Buongiorno, ben ritrovati, buona domenica, siamo in diretta come sempre, ma questa prima edizione dobbiamo aprirla con una notizia che mai avremmo voluto darvi perché è morto ieri in tarda serata Sammy Basso, il 28enne biologo veneto affetto da progeria. Basso si era laureato in scienze naturali all'Università di Padova nel 2018 con una tesi dedicata all'esistenza di terapie per rallentare il decorso della sua patologia. Aveva anche fondato l'associazione italiana Progeria, Sammy Basso, e era il più longevo malato al mondo affetto dalla sindrome della progeria. È morto ieri in un ristorante nel Trevigiano a causa di un malore subito soccorso, purtroppo non ce l'ha fatta. L'associazione Sammy Basso oggi ha detto si è spenta per noi una luce. Ovviamente ci collegheremo poi con la nostra Vanessa Banzato da Bassano, lui era vicentino e ci parlerà di Sammy che aveva incontrato tante volte, poi tantissimi sono davvero i messaggi di cordoglio arrivati in pochissimo tempo, in primis quello del presidente Luca Zaia che in un post su Facebook ha scritto "Ciao Sammy", e poi anche il sindaco di Venezia e ovviamente anche a livello nazionale c'è stato lo shock, proprio alcuni giorni fa era stato premiato con il premio Rizzo, poi ovviamente vedremo anche il servizio. Dunque questa purtroppo la notizia in apertura, ma oggi è anche la giornata della Kermesse della Lega a Pontida. Vi faccio vedere alcune immagini proprio in diretta. Guardate la gente, le bandiere, vedete. Fra poco poi sentiremo anche le parole del presidente Zaia che si è collegato, che si è seduto sul palco per parlare. Sentiamo intanto sentiamo. Tutti come maggioranza, anche quelli che oggi fanno il distinguo tra il programma elettorale. Il programma elettorale aveva l'autonomia differenziata, se non la facciamo noi tradiamo il voto per cui ci ha mandato al governo. Quindi chiudo, per me questa legislatura è quella dell'autonomia differenziata, la prossima sarà quella del federalismo e fatta autonomia e federalismo realizzeremo il sogno per cui siamo nati come Lega. Viva la Lega, viva Pontida, ciao a tutti! Dunque avete sentito Calderoli, ma adesso sentiamo però il presidente Zaia che ha salito prima sul palco di Pontida, sentiamo le sue parole. Noi non siamo quelli che tifano per l'equa divisione del malessere, siamo quelli che vogliono l'equa divisione del benessere e questo lo devono sapere. Noi consideriamo immorale che ci siano parti del paese nelle quali bisogna fare le valigie per andare a curarsi fuori regione e l'alibi di dire che qualcuno ha avuto di più non torna più. Io trovo assolutamente scandaloso che in questo paese, lo dico a chi parla di diseguaglianze, ci siano ancora dei bimbi che in base a dove nascono sanno che futuro avranno. Allora, se dopo tutti questi anni il centralismo ha prodotto 3.000 miliardi di debito pubblico e le diseguaglianze, io penso che l'unica soluzione sia di cambiare paradigma, ovvero la responsabilità, perché autonomia fa rima con responsabilità. Ringrazio il Ministro Calderoli per averci dato la legge. Un applauso Ministro Calderoli. Grazie Ministro Calderoli. Allora c'è qualcuno che mi dice ma adesso c'è il referendum. No, scusate, adesso non c'è il referendum. Adesso c'è un gruppo di cittadini che democraticamente si avvale di uno degli istituti della democrazia, che è quello referendario, ma non hanno il referendum. Stanno attendendo dalla Corte Costituzionale
che si esprima rispetto al loro quesito e alla loro richiesta di referendum. Quindi ad oggi non c'è un referendum. E qualcuno mi dice, ma hanno raccolto 1.300.000 firme, avrà rispetto di questo? Io rispetto per tutti i cittadini, come loro debbono avere il rispetto dei 2.273.000 veneti che sono andati a votare il 22 ottobre del 2017. La mia libertà finisce dove inizia la tua e viceversa, da noi funziona così. Penso anche però che quelli che oggi propongono il referendum sono gli stessi che hanno tentato di bloccare la nostra autonomia, perché forse varrebbe la pena di ricordare che noi abbiamo approvato una legge referendaria nel 2014, il governo del PD di allora ci impugnò la legge, ci portò avanti la Corte Costituzionale, sono gli stessi che oggi vogliono fare il referendum contro la legge Calderoli, ed è esattamente cosa è accaduto. È accaduto che la Corte Costituzionale dopo un anno ha dato ragione a noi, per cui noi siamo andati a votare perché avevamo una sentenza della Corte Costituzionale. Io l'ho scritto in un libro, solo i pessimisti non fanno fortuna. Eccoci qua, solo i pessimisti non fanno fortuna. Noi crediamo nell'opportunità che l'autonomia darà all'intero Paese, da nord a sud. Dobbiamo combattere per la narrazione che vuol prendere in giro i cittadini. Dobbiamo combattere contro quelli che fanno credere che comunque l'autonomia servirà semplicemente a spaccare il Paese. Dobbiamo parlare ai cittadini del Sud e dimostrare che l'autonomia è veramente un grande vantaggio. È una battaglia contro la mala gestione. E alle 5 regioni che hanno detto che faranno ricorso contro la legge Calderoli, noi diciamo che come Regione Veneto ci siamo costituiti perché ci riteniamo parte lesa e quindi andremo anche noi in Corte Costituzionale a difendere le nostre ragioni. È inaccettabile che una regione a statuto speciale si batta perché le ragioni a statuto ordinario non possano avere un po' di autonomia. A me non sembra normale questa cosa. Allora io penso che se oggi abbiamo raggiunto questo risultato, che sicuramente è un risultato che parte da un lavoro che parte da lontano, parte anche forse da qualche idea bislacca avuta all'inizio come eravamo partiti, parlo dei primi anni della Lega, però oggi siamo nell'alveo della Costituzione, siamo coloro che portano avanti una battaglia. Guardate, Einaudi, che è stato uno dei padri della Costituente, nel 1948 diceva, presentando la Costituzione repubblicana, ad ognuno dovremo dare l'autonomia che gli spetta. Ecco, siamo arrivati noi per far questo, perché gli altri non se ne sono accorti. Noi non amiamo il centralismo. Chiudo ringraziandovi per tutto quello che avete fatto, ma abbiamo ancora bisogno di voi. Noi siamo abituati a fare le rivoluzioni kandiane, come diceva Umberto Bossi, siamo riusciti a fare veramente delle grandi rivoluzioni pacifiche. Portiamo avanti ancora la partita dell'autonomia, del federalismo. Sembra quasi un ossimoro, no? La Lega che si occupa dell'unità nazionale, tutti ci davano dei secessionisti, ma ricordiamolo che quella fu una grande, provocazione di Umberto Bossi, perché grazie a quella provocazione la sinistra al governo decise di modificare il titolo quinto per dire agli italiani: non serve ascoltare la Lega, non serve votare la Lega, ve lo facciamo noi l'autonomia. 2001, sono passati 23 anni, l'abbiamo fatta noi l'autonomia. Grazie al governo per quello che sta facendo, grazie al governo per come sta seguendo questa partita, e poi concludo con un pensiero. Open Arms. Qui non è una partita che si tratta di difendere un segretario politico, si tratta di difendere una persona che ha fatto bene il ministro, Matteo Salvini, si tratta di difendere un principio, che è quello che quando uno fa il suo dovere deve essere difeso, non portato avanti a un tribunale. Queste dunque le parole, le avete sentite, del governatore Luca Zaia, che è intervenuto, è salito sul palco a Pontida. E ora torniamo alla notizia con cui abbiamo aperto questa nostra prima edizione, la morte di Sammy Basso, una notizia che vi abbiamo detto mai avremmo voluto darvi, e ci sono anche, c'è il ricordo proprio per Sammy Basso del presidente Luca Zaia. Ce ne parla la nostra Vanessa Banzato, che la vedo già collegata con noi sullo schermo. Vanessa, buongiorno.
Buongiorno Daniela. Oggi è proprio una giornata triste, perché è mancato Sami Basso, il giovane ricercatore, il giovane scienziato che abitava con i genitori, la mamma Laura e il papà Amerigo a Tezze sul Brenta, tra l'altro insignito di numerosi premi. Vedremo tra poco anche l'ultimo riconoscimento che ha ricevuto proprio a Venezia, un giovane ricercatore affetto da progeria. Lui aveva dedicato tutti i suoi studi proprio alla ricerca per contrastare e curare la patologia di cui era affetto. Tra l'altro vogliamo ricordarlo che si è spento a 28 anni, a dicembre ne avrebbe compiuti 29 ed è la persona affetta da progeria più longeva al mondo. Quindi grazie anche alla sua ricerca, grazie anche alle tantissime sperimentazioni cui si è sottoposto anche negli Stati Uniti, lui in diverse occasioni, tra l'altro soprattutto negli ultimi tempi, dopo la laurea, si è recato anche negli Stati Uniti per affiancare i ricercatori statunitensi. Aveva fondato assieme ai genitori l'associazione iProSub, questo gruppo, questa associazione di ricerca che voleva proprio cercare di contrastare in tutte le maniere la patologia di cui era affetto il dottor Sami Basso. C'è da dire che un'intera comunità, un'intera nazione, un intero mondo si stringe davvero attorno al dolore dei genitori di mamma Laura, vogliamo ricordare papà Amerigo, perché Sammy, oltre a un grandissimo ricercatore, un grandissimo scienziato, si era laureato all'Università di Padova in biologia molecolare, vogliamo ricordarlo, proprio aveva dedicato l'intera sua esistenza allo studio, cerca per contrastare, voglio ripeterlo ancora una volta, la sua patologia, questa patologia, e non era soltanto un grande ricercatore, ma era anche una persona innamorata della vita, una persona che non si è mai abbattuta, una persona che non ha mai mollato, e l'esempio era appunto dato dai tantissimi amici che hanno che circondavano da sempre Sami Basso. Sami Basso era in prima linea alle varie maratone, sulla sua sedia speciale, guidato, spinto da un gruppone sempre di amici, era il primo a far festa, era il primo a gioire, voglio ricordarlo ancora una volta, della vita. E allora, a proposito, Daniela, vorrei approfittarne per leggere un passo scritto proprio dallo stesso Sami Basso, che racchiude tutto quello che era la figura di Sammy. Scriveva: io sono grato alla progeria, non la vivo come una condanna, né tantomeno come una punizione divina. Non cambierei una virgola della mia vita, e so anche perché ho avuto la forza di prenderla per quella che è e renderla unica. Questo era Sammy Basso, davvero una persona semplice, una persona speciale, una persona davvero, davvero unica, che ha saputo attraverso la sua malattia godere appieno della sua vita. Lui sapeva che le sue aspettative di vita non erano lunghissime, non erano come tutte quelle, cioè come quelle di tutte le persone comuni. Lo sapeva benissimo, lo sapevano benissimo i suoi genitori, e ogni giorno per lui, lo aveva dichiarato anche nelle tante interviste che ha rilasciato al nostro microfono, ogni giorno per lui era un giorno in più in cui era riuscito a dare qualcosa, non tanto e non soltanto alla sua esistenza, ma anche proprio al mondo della ricerca, perché lui diceva: io ogni passo, ogni momento che riesco a scoprire un qualcosa di nuovo, che riesco a vivere un qualcosa di nuovo, è un passo davvero importante in più verso la ricerca, quindi verso l'aiuto al prossimo. E allora, Daniela, noi cercheremo, ecco, in questa giornata di raccogliere più materiale possibile, perché davvero sono tantissime, come hai detto anche poco fa anche tu, a partire dal governatore Zaia, che ha appunto pubblicato sui social un messaggio toccante, un messaggio che racchiude anche la profonda amicizia che legava Sammy Basso a Luca Zaia, perché non erano soltanto il presidente e il dottor Basso, erano proprio due amici, si trovavano con piacere, e di conseguenza il dolore che anche ha comunicato il presidente Zaia
nella sua nota è un dolore sincero che davvero accomuna un po' tutte le persone che hanno incontrato, conosciuto. Lo vediamo anche assieme a Papa Francesco. Faccio una parentesi: ricorderete senz'altro la telefonata che Sammy Basso ricevette proprio da Papa Francesco, e l'avevamo intervistato in quel frangente, e Sammy diceva: ho ricevuto una telefonata e diceva solo Papa Francesco. E subito ovviamente pensavo uno scherzo, poi in realtà invece era proprio Papa Francesco che aveva chiamato Sammy Basso a seguito di una mail che Sammy gli aveva inviato, e di conseguenza si erano incontrati, abbiamo visto anche dalle immagini. Ci sarà tanto da raccontare, perché Sammy nei suoi 28, quasi 29 anni di vita ha fatto davvero tanto. E allora vediamo quello che è stato l'ultimo riconoscimento in ordine temporale che è avvenuto a Venezia, questo riconoscimento, questo premio giornalistico che appunto gli è stato insignito a Venezia. Chiediamo alla regia se può lanciare il servizio. Cronaca, cultura e società, 3 ambiti, 3 vincitori. Ad aggiudicarsi il 14° premio giornalistico Paolo Rizzi 2024 sono stati infatti il giornalista vice direttore del Corriere della Sera Federico Fubini, la scrittrice Melania Mazzucco e lo scrittore e attivista Sammy Basso. Grandissimo ringraziamento a chi ha organizzato questo evento, a chi dirige questo premio, e poi il messaggio che do sempre, dunque l'importanza della ricerca scientifica, l'importanza di credere a quello che si fa, l'importanza di andare avanti anche quando sembra impossibile e quando gli altri dicono che è impossibile. Venezia è stata fin da quando ero piccola, insomma, la mia città del cuore, per la sua straordinaria unicità e per la sua bellezza e la sua fragilità. E l'idea di aver contribuito in qualche modo con i libri che ho scritto a divulgare forse un'immagine vitale di Venezia, viva, perché per me Venezia è viva, non è la città morente, insomma, di cui si continua a parlare, mi rende orgogliosa. Il terzo vincitore non ha potuto presenziare fisicamente. Sono appena partito da Kiev e dovrei arrivare domani mattina alla frontiera polacca. Mi scuso, ma ho passato questa settimana, ecco, vi vedo tutti adesso, ho passato questa settimana in Ucraina, dove sono stato a visitare alcune aziende. Per lui il premio è stato ritirato dalla nipote. La cerimonia di premiazione si è tenuta nella Sala Grande di San Rocco a Venezia. Ci fa piacere appunto che questo momento anche di premiazione rappresenti non solo un premio vero e proprio, ma anche un simbolo per riconoscere il lavoro di queste persone di eccellenza, quale esempio per tutti noi. Una profonda amicizia legava il presidente Zaia, lo avete sentito, a Sammy Basso, le parole del governatore. Sammy sottolineava che non serve essere perfetti per fare qualcosa. Con questa filosofia ci ha insegnato che anzi tutti possono fare grandi cose, lo ha dimostrato con la sua vita caratterizzata da grande impegno, una vita che ha vissuto intensamente alla grande, dimostrandoci quanto i limiti molto spesso siamo noi a vederli o ancor peggio a crearli, e lui, pur affetto da una gravissima e rarissima patologia, limiti non se n'è mai posti. Ha trovato sempre il modo di confermare che il vero inguaribile era il suo entusiasmo. Ora che se n'è andato ci mancherà. Con queste dunque le parole di ricordo del presidente Zaia a Sammy. Vi ricordo anche postato un post su Facebook con scritto "Ciao Sammy". Ne parleremo ancora, ci ricollegheremo ancora con la nostra Vanessa Banzato per sentire, per parlare, perché Sammy va ricordato, non va dimenticata la sua grandissima lotta per la vita e i grandissimi insegnamenti che ha dato questo quasi 29enne a tutti noi. Noi lasciamo per un attimo questa notizia e continuiamo con la cronaca da Treviso. Una coppia di anziani truffati da finti operai a Biancade. La moglie è stata accolta da un infarto e grave in ospedale, è accaduto ieri. Sentiamo il servizio. Purtroppo queste cose sono bruttissime, io non
non so cos'altro dire, perché è una cosa che ha sconvolto i miei genitori e soprattutto mia mamma, che ne ha risentito anche fisicamente. Colpita da un malore, un infarto post-traumatico, così hanno spiegato i sanitari, dopo aver subito insieme al marito una truffa nella loro abitazione di Biancade a opera di 2 finti operai dell'acquedotto. Dopo il danno, il dramma per una coppia di Via Erbe, entrambi 75enni, derubati dei soldi della pensione appena ritirata e dei monili in oro che tenevano in casa o addirittura addosso, come ci ha raccontato la figlia. I 2 anziani erano appena rientrati con la spesa quando si sono presentati 2 uomini con tute blu da operai e mascherine in volto. Prima si è presentata una persona che ha detto di essere un operaio dell'acquedotto e che praticamente stavano facendo dei lavori nella via adiacente e avevano per errore rotto un tubo del gas e quindi stavano controllando perché questo gas si stava propagando. In casa mancava l'elettricità che i 2 avevano probabilmente staccato prima di presentarsi alla porta, un raggiro orchestrato nei dettagli per sembrare realistico. Molto probabilmente hanno spruzzato qualche sostanza, qualcosa, perché loro hanno sentito un fortissimo odore di gas, che si sentivano male dall'odore da gas che sentivano. Hanno detto a mia mamma, prima ha detto meglio che si tolga l'oro che ha addosso, perché potrebbe, se succede qualcosa, si scotta. In fatalità, presi dalla situazione, mia mamma ha preso e li ha messi in un sacchetto e dopo mi ha detto però signora avete anche i rubinetti al piano di sopra, vado subito a controllare anche là, le tengo il sacchetto, ed è partito col sacchetto e nell'uscire ha anche rubato il portafoglio dalla borsa di mia mamma con tutti i documenti. A quel punto i malviventi che comunicavano tra loro con i walkie-talkie si sono defilati, forse aiutati da un terzo complice, spariti soldi e preziosi per circa 5.000 euro, presentata denuncia ai carabinieri. Sembrava che il peggio fosse passato e invece la moglie si è sentita male tanto da venire ricoverata d'urgenza. Le sue condizioni sono serie. Purtroppo ci sono anche delle conseguenze che vanno oltre al danno morale, a tutto, ma questa cosa l'ha sconvolta e ha creato altri danni. Ecco. Un fatto gravissimo, prima di tutto siamo vicini alla famiglia per quanto accaduto e auguriamo alla signora di riprendersi il prima possibile. Ho sentito il comandante dei carabinieri, il quale mi dice che stanno già indagando e stanno monitorando quelli che sono i targa system che ci sono sul territorio. Non possiamo assolutamente essere ostaggi di questi delinquenti e pertanto faccio un appello alla cittadinanza di fare la massima attenzione, di non aprire a nessuno e in caso chiamare sempre le forze dell'ordine. E rimaniamo nel Trevigiano perché ieri è stato il giorno del dolore, l'ultimo saluto nella chiesa parrocchiale di Tarso a Giancarlo Gaio e Cesira Bianchette, i coniugi trovati morti in casa, la donna uccisa con 2 colpi di pistola dal compagno che poi si è tolto la vita. È un gesto assurdo, compito nostro sarà insieme con fra di noi laici, sacerdoti, diavoli, cercare di capire come riempire questo gesto che è e resta veramente un gesto assurdo, riempirlo di senso. Si fa interprete del dolore grande e del profondo sgomento che hanno pervaso tutta la celebrazione dei funerali di Giancarlo Gaio e Cesira Bianchette, Don Francesco, parroco della piccola chiesa parrocchiale di Tarso. Giancarlo e Cesira, i coniugi trovati morti nella loro abitazione di Colmaggiore di Sopra la mattina del 26 settembre, uccisi da colpi d'arma da fuoco che lui ha rivolto verso di lei, la moglie, per poi togliersi la vita. E cosa ci sta insegnando, Signore, attraverso questa situazione? Questo è quello che dovremmo capire insieme. Ricorda la morte dell'unica figlia dei coniugi Gaio, Don Francesco, e chiede misericordia per Giancarlo, già provato da una salute precaria. Che accolga anche loro che dopo la morte della figlia Dorotea hanno sentito la vita come un peso insopportabile e in un momento di smarrimento hanno deciso di togliersela e di toglierla alla propria compagna.
Le 2 bare di legno bianco escono dalla chiesa una dopo l'altra, il cappello da bersagliere sopra quella di Giancarlo, un mazzo di rose gialle per Cesira. In prima fila, sorretto da alcuni amici, commosso il genero Graziano che li ha trovati senza vita. Attorno a lui questo pomeriggio si è stretta un'intera comunità. La chiesa parrocchiale di Tarso a fatica ha contenuto le tante persone arrivate. Diverse sono rimaste fuori ad attendere i feretri, accompagnati dai vessilli dei bersaglieri dei comuni di Vazzola, Mareno di Piave e Conegliano. Al termine della funzione è stata recitata la preghiera del bersagliere. Anche il vescovo, Monsignor Corrado Pizziolo, ha mandato un messaggio alla comunità in una lettera letta ad alta voce. A noi che crediamo all'annuncio del Vangelo è sicuramente di grande consolazione sapere con certezza che il cuore di Dio, nostro Padre, è più grande in tutti i momenti di smarrimento, di oscurità e anche di errore, che la nostra povera coscienza umana può attraversare. Un bacio sulle 2 bare, la mano posata con commozione e quel ciao sussurrato piano. I bersaglieri hanno consegnato nelle mani del genero duramente provato dalla doppia tragedia il cappello da bersagliere di Giancarlo. I carabinieri di Cittadella hanno scoperto un traffico di droga tra l'Alta Padovana, Vicenza, Treviso e Cittadella. Molto particolare il modo in cui i clienti pagavano l'acquisto delle dosi. I carabinieri di Cittadella hanno eseguito 4 misure cautelari emesse dal GIP del Tribunale di Padova per spaccio di stupefacenti in concorso. I carabinieri infatti hanno scoperto una fiorente attività di spaccio tra dicembre 2023 e maggio di quest'anno tra Cittadella, l'Alta Padovana e le province di Treviso e Vicenza. Le indagini sono partite dall'arresto ad agosto del 2023 di un uomo di Galliera Veneta, nuovamente arrestato nel gennaio di quest'anno, e dopo quest'ultima operazione i carabinieri sono risaliti ad altre persone coinvolte in questa attività. È stato calcolato che consisteva in circa 30 cessioni di droga al giorno. Uno di loro, in particolare, risulterebbe aver trafficato non meno di 150-200 grammi di cocaina a settimana, in tutto 2 chili nel periodo in cui è stato pedinato. Molto particolare il fatto che decine di clienti pagavano gli acquisti con bonifici bancari. Nel corso delle indagini, in distinte occasioni, i militari di Cittadella hanno eseguito 2 arresti, sequestrando cocaina, conti bancari e un'auto BMW. Ed ora ci fermiamo, qualche istante di pubblicità, poi torniamo nuovamente in studio. Siamo tornati nuovamente in studio, parliamo ora dell'ottobre, insomma, di prevenzione contro i tumori al seno. Io li vedo già collegati nel nostro schermo, il sindaco di Spresiano Marco Della Pietra, la presidente di Amiche per la Pelle Emanuela Tononi. Intanto buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Prima di iniziare a parlare di questo, io ho un commento con il sindaco di Spresiano, perché questo insomma è una giornata davvero triste, la notizia che ormai ha fatto il giro del paese, la morte di Sammy Basso. Sì, è una notizia che ci è arrivata tra capo e collo stamattina e è chiaro che sì, c'è ben poco da dire. Avete presente quando si pensa che qualcuno viva in eterno, in un certo senso, no? Lui era forse il malato più longevo, no? Mi pare, no? Con la malattia. Ma poi tutti i traguardi che ha raggiunto, no? La laurea e via dicendo, no? Tutte le manifestazioni, le serate, le raccolte fondi. Sì, non so, avete presente quando si pensa, cioè lui non può morire, no? E quindi è stata una notizia ancora più forte. Esatto. Dunque invece veniamo al posto dove siete insieme per parlare di prevenzione. Mi sfoco io e mettiamo a fuoco lui e dopo torno Perfetto, dopo. Perché oggi è una... Mettiamo a fuoco lei. No, lui è il protagonista oggi. No, loro. Ecco, vogliamo allora magari parlare di prevenzione, perché oggi e che giornata è? Allora, è la sua festa, i 50 anni, e questo sindaco matto, abbiamo scelto questo tra tutti i sindaci. Abbiamo un caro amico. Sì. Ti scrivo. Siccome lui fa una festa bellissima e non voleva regali, inutili, ma insomma non voleva regali, ecco, ha pensato di fare
qualcosa per un'associazione, e a questo sindaco qua è venuta in mente l'Associazione Amiche per la Pelle. Noi siamo felicissime perché siamo proprio nel mese di ottobre, mese della prevenzione del tumore al seno, e diciamo, non so come andrà oggi, andrà sicuramente bene, però siamo noi baciati adesso, dal sole. Certo, quello sicuramente, però per esempio adesso abbiamo un obiettivo che è quello di comprare un lettino elettrico per la fisioterapista, perché alcune pazienti non riescono a salire, hanno problemi, insomma si devono, e quindi un lettino purtroppo costa soldi, e se oggi chi è qui è generoso, noi siamo ben felici. Insomma, questo è l'obiettivo, ecco. Questo è l'obiettivo di oggi, l'obiettivo è aiutare anche nel momento della gioia, della felicità e della festa e della condivisione chi è presente nel momento di difficoltà e di dolore. Quindi credo che intanto sono onorato che siate stati presenti alla mia festa, e sono sicuramente convinto che avremo un bel risultato, perché tutti i miei ospiti, i miei amici e quelli che condividono il mio compleanno hanno raccolto l'invito a non come dire, perdere tempo o dedicarsi a omaggi, ma girare tutto a questa associazione che merita tanto. E grazie. E grazie a voi. Comunque, se c'è qualcuno che in strada vuole passare all'albergo Castrette, noi siamo qua, vedete fuori, quindi venite dentro e potete venire anche a fare l'offerta. Ecco, voglio dire, no, diciamolo, noi vanno. Ecco. Sì. Quanto sono importanti queste iniziative? Allora, sono molto importanti, intanto anche perché ti fanno conoscere sempre di più nel territorio. Siamo proprio nel mese della prevenzione. Guarda, noi siamo associate a Europa Donna e c'è un bellissimo scambio, e proprio stamattina, tra ieri e oggi, condividiamo le locandine, insomma, con le iniziative di tutte le altre associazioni del Veneto, e ognuna fa qualcosa. Questo è bello, perché comunque c'è solidarietà, e quella, io dico sempre, sembra che tutti viviamo in un mondo virtuale, però quando c'è da darsi una mano la gente c'è. Per fortuna. Per fortuna, quello sì, io l'ho sempre detto che la buona gente c'è, anche perché il nostro è un problema che purtroppo accomuna, sai, l'ho detto tante volte, ma all'inizio, 10 anni fa, 12 anni fa, una donna su 10 poteva incontrare. Adesso devo dire una donna su 7,5, quindi capiamo che il problema è grande, è il tipo di tumore più presente nell'universo femminile, però è anche quello più probabile. Però siamo sempre lì, bisogna prevenire, bisogna fare prevenzione. Ma anche noi nel nostro piccolo abbiamo un mese, diciamo, di tante iniziative, anche la visita ginecologica, perché la facciamo tutti i mesi, ma questo mese è ancora più importante, le visite al seno, abbiamo la visita con l'oncologo. Ieri per esempio abbiamo fatto Amiche Porte Aperte, è stato un momento bellissimo di scambio, di condivisione, perché sai che ci teniamo anche tanto al condividere, all'umanizzazione delle cure, che passa anche attraverso altre iniziative. A breve, a novembre. I prossimi appuntamenti, insomma, per chi magari volesse, che avete organizzato? Guarda, nel nostro sito ci sono tutte le iniziative che abbiamo. Ogni mese abbiamo organizzato, per esempio, siamo felicissime, un corso di trucco con un make-up artist che è della scuola di Diego Dalla Palma, e farà un pomeriggio, una mattina, per l'abbiamo sempre detto tante volte, non guardarmi così. No, vengo anch'io a fare, no, che magari un po' di make up anche a me serve. No, ma tante donne, diciamo, prima della malattia magari non pensavano tanto a curarsi, a farsi belle. Poi la malattia in qualche maniera cambia, ti fa cambiare i punti di vista, pensi di più anche a te stessa, e quindi anche i corsi di trucco, sai, anche il coccole bellezza che abbiamo sempre fatto, è un momento per le donne che poi, diciamo, lo portano con sé. Il calendario, ecco, al 10 novembre, che poi naturalmente ti aspettiamo, Daniela, abbiamo la presentazione a Calozio, come ogni anno, del nostro calendario. Quest'anno sarà, non ridere, io sto guardando Ivano, che ha
800 ospiti, quindi forse è meglio che lo lasciamo adesso vi saluto. E lo vedo che è un Grazie po'... Allora ti perdono. E buon 50esimo. Grazie. Lasciaci qualcosa però. Esatto, che non, Sì, proviamo. che non venga tutto Anche quelli che finito. passano per devolvere dopo troveranno comunque una birretta o qualcosa. Ma anche tanto amore e tanta simpatia Sì, troveranno sì. sicuramente. Grazie ancora. Bene, grazie. Buona continuazione. Grazie. Adesso ci mettiamo, adesso la coppia. Sarebbe bello andare fuori poi col PC a fare una carrellata con le persone che ci sono fuori. E poi abbiamo, allora il 10 novembre la presentazione del calendario, del nostro calendario che ci serve per sostenere tutte le nostre iniziative. Però abbiamo appena concordato con il sindaco qui, di Spresiano, il piumato della provincia, fortissimo. Allora il 20 di novembre faremo presso la sala consigliare del comune di Spresiano una serata, ancora il titolo preciso non ce l'ho, ma visto che siamo vicini al 25 novembre che è la giornata internazionale per la violenza sulle donne, contro la violenza sulle donne, una serata proprio sulla violenza. Allora saranno presenti ospiti anche importanti come la dottoressa Katia Morellato del pronto soccorso di Montebelluna, che è una delle maggiori esponenti del tema per quanto riguarda la Regione del Veneto, perché lei fa parte del tavolo di lavoro proprio sulla violenza. Poi avremo una nostra associata che è una paziente che per tanti anni ha subito violenza in casa. E a dirla così sembra, che l'hai conosciuta anche tu perché siamo stati ospiti, a dirla così sembra che la violenza succede una volta, due, tre, poi scappi, invece purtroppo quando una donna si trova dentro il tema non è facile, e quindi lei porta la sua testimonianza proprio per aiutare alle altre donne a far capire che lei dopo tanti anni è riuscita attraverso i centri antiviolenza, attraverso aiuto dalle istituzioni ad uscire dal problema. Sindaco, nell'ultimo periodo purtroppo abbiamo registrato davvero tantissimi casi, non solo parliamo di femminicidi che è proprio l'estremo della violenza, ma anche tanti casi di maltrattamenti all'interno proprio delle mura domestiche. Sì, purtroppo sì, infatti adesso vediamo, siamo in... Aveva detto sindaco, però va bene. Sindaco sì, scusa. No, è anche, allora guardate, gli argomenti che stiamo toccando oggi sono tutti serissimi, però cercare anche di drammatizzare ogni tanto e di fare un sorriso credo che sia con te viene facile no, però credo sia importante, no? Quindi anche sta cosa qua. No, allora rispondo io o risponde lei? Rispondo io. No, sindaco, stavo chiedendo a lei. No, allora guardate, il sistema degli enti locali e della collaborazione che c'è tra enti, specie per queste fattispecie, è fortissima. Esistono case rifugio, esistono appartamenti, esistono comunità, esistono appartamenti appositi, perché comunque tra le mura domestiche succedono davvero tante cose. Ma guardate, tutti litighiamo a casa, io sono il primo che litiga spesso con mia moglie, no? E il litigio credo che sia anche una cosa sana, comunque, che tenga anche vivo il rapporto. Spesso però accade che l'uomo trascenda, l'uomo è evidente che è più fisico, no? rispetto alla donna, e questo non deve succedere, cioè è evidente che non debba succedere, però purtroppo spesso succede e chiaramente nel 99,9% dei casi la vittima è donna. Guardate che succede molto più spesso di quello che uno possa pensare. Noi a livello comunale ne vediamo ogni giorno, e ogni giorno davvero abbiamo diversi casi, ecco, che ci troviamo a dover gestire, dal più grave al meno grave, ma attenzione, sono tutti gravi, che dopo non si pensi che ci sia un minimo che può essere tollerato, ecco. E quindi la società da questo punto di vista funziona. Il problema vero è che molto spesso non c'è la denuncia, perché come diceva prima giustamente Manuela, c'è la reiterazione, no? Poi la donna dice vabbè, magari succede una volta, e invece poi succede due volte, ma succede due volte, e poi tre, e poi quattro, e poi cinque, diventa quasi una
un'abitudine e molto spesso la donna ha paura a denunciare. Sindaco, ha notato anche lei insomma un aumento anche nel suo territorio, come in tutti in realtà i territori, un aumento di richiesta d'aiuto, un aumento di violenza? È perché tra tutte le associazioni e tra l'azienda sanitaria, tra i comuni, c'è questa spinta a denunciare. Io non credo che ci sia un aumento, no? Penso che ci siano sempre state queste cose qua. Adesso forse sì, si ha più evidenza anche per una serie di vuoi social, vuoi media, vuoi no. Però secondo me ci sono sempre state. Il punto è che adesso la donna ha più coraggio di denunciare. Poi è vero che talvolta anche la denuncia non basta, perché leggiamo i fatti di cronaca che anche quello non basta. Questa di novembre sarà una serata unica o ci saranno poi anche altre serate dedicate proprio alla violenza contro le donne? Allora, intanto devo dire questo, sarà inserita all'interno del progetto UELAPA, che è un progetto della regione, della provincia, della nostra ULSS, in collaborazione anche con l'Università di Padova, alla quale l'Associazione Amiche per la Pelle ha aderito. Abbiamo fatto tante iniziative. UELAPA cosa vuol dire? Welfare, lavoro e parità. Allora, per parlare di parità, perché è violenza, si intende violenza anche sulle donne, il fatto che io e lui, se facciamo lo stesso lavoro, magari io sono più brava, però tu prendi più soldi, non è giusto. Sì, capite che comunque è buttato un po' già il fatto che dica che è più brava, però succede e quindi parità, lavoro e parità. Allora avremo il dottor Paolo Zaramella del Centro Studi Progetti che porterà la sua testimonianza e abbiamo anche una psicologa, Giorgia Casagrande, che parlerà appunto di la psicologa, in questo caso è come prezzemolo, ci serve e guai se manca, non ridere, perché comunque è un percorso, diciamo, chi entra in questo circuito, in questa brutta esperienza, diciamo, ha necessità poi di confrontarsi con dei professionisti che diano una mano per uscirne, per ritrovare la propria identità, per ritrovare l'autostima, che tante volte è quella che va a scendere, perché comunque se ti trovi a convivere con una persona che ti denigra continuamente, che ti sottovaluta, che tu non vali niente, purtroppo questo è. Volevo fare anch'io però, scusami Daniela, un pensiero per Sammy Basso, con il quale, proprio visto che siamo in tema, un po' di anni fa abbiamo fatto una serata contro la violenza sulle donne alla NICE di Oderzo e lui era presente come ospite. Lo ricordo veramente con tanto affetto, una persona splendida e con tanta voglia di vivere. Ecco, questa è una cosa che un insegnamento che lui sicuramente ci ha dato e ce lo porteremo, perché a volte, non voglio fare adesso la maestrina, però tante volte abbiamo problemi, ci facciamo problemi per cose futili e lui comunque è riuscito a laurearsi con 110 lode, vedevo anche stamattina, e a portare avanti, diciamo, anche nel suo tema la ricerca, l'informazione, che è quello che a volte manca. E quindi un bel pensiero e un augurio di buon viaggio a Sammy, ovunque lui sia adesso. Ecco. Devo avere un esempio, prima di chiudere e lasciarvi alla festa, che vedo che continua. Adesso vi do una... Sì. Noi siamo nella stanza dei bambini, perché se no, altrimenti fuori avremo... No, non chiamare i bambini, che non si possono far vedere in TV i bambini. Scusami. Devo insegnare tutto. Poi era quella che ha detto che se io sono più bravo, no. Non fanno gioia. Allora siamo nell'area bimbi, nell'area kids. Li sentiamo. Prima di lasciarvi alla festa, abbiamo iniziato parlando di prevenzione, di un ottobre insomma importante, mese importante per la prevenzione ai tumori. Anche Spresiano, tante iniziative, non solo a ottobre, ma tante iniziative. Vogliamo ricordare quale sindaco insieme?
Ma noi in realtà facciamo tutta una serie di iniziative da ottobre in poi, perché facciamo l'autunno di prevenzione e quindi si va dal tumore al seno per dire alle malattie cardiache, poi passiamo anche all'incontinenza, cioè lo facciamo un po' a 360 gradi, perché non perché riteniamo che non sia meritevole solamente il tumore al seno, No, ma davvero ci mancherebbe. noi abbiamo sposato già da tempo, no? E poi facciamo primavera donna, no? Scritto primavera donna, no? Perché secondo noi sì, è giusto, ottobre è sacrosanto, poi dopo ti faccio vedere una cosa, ma la prevenzione è importante tutto l'anno, cioè non limitiamoci a pensare che fare lo screening e tutelarsi si debba fare solamente il mese di ottobre. È una cosa che deve assolutamente essere fatta tutto l'anno. Guardate che con lo screening si salvano vite, cioè noi adesso parliamo così, no? Noi diciamo sì, tanto no, mi faccio domani, vista, vuoi farmi domani un pap test piuttosto. No, ragazzi, ragazze, fatelo, perché è importante e perché se la medicina è vero che ha fatto passi da gigante, ma se si diagnostica in tempo utile è un aiuto grosso anche per la medicina, no? Quindi fammi dire una cosa, se non mi dimentico. Certo. Volevo, già avevamo fatto un post, ma visto che siamo qui ancora meglio, volevo ringraziare la Regione per la notizia che è uscita dei 45 anni, che da gennaio la prevenzione, ti dirò che noi è tanto che la chiediamo e siamo tutte veramente molto felici che inizi da 45 anni e speriamo che da gennaio veramente si inizi a fare prevenzione dei 45 anni, perché purtroppo 45 anni, cioè i 50 anni erano, non bastava, diciamo, la prevenzione. Niente, come posso dire, bisogna comunque farla anche prima, quindi pensiamo a noi, quello che dico sempre, un paio di scarpe in meno, lo dico alla persona giusta, un paio di scarpe in meno, però facciamo prevenzione dai 30 anni. Allora, attenta che non faccio danni, no, perché sai, no, a Spresiano, ditemi che è ottobre senza dirmi che è ottobre. Dai, guarda, attenta, ecco, vedi? Ecco. Quindi io il mio mese di scarpe rosa, ottobre c'è sempre. È sparita la Daniela. È sparita la Daniela? No, c'è la Daniela, eccola là. Quindi, no, hai presente i meme, no? Dimmi che è ottobre senza dirmi che è ottobre. Ecco, a Spresiano è così, quando si dà con le scarpe rosa ricorda, no? Sì, che c'è da prevenire. Bravo. Io vi ringrazio davvero, perché questo è importante per far capire che insomma e la notizia che ha dato anche Manuela Tonon dei 45 anni è importante davvero tutto, perché più la prevenzione si fa in anticipo e meglio è. Abbiamo visto che purtroppo tanti casi anche di giovanissime malate di tumore, quindi è fondamentale la prevenzione e sono fondamentali, vorrei ricordarlo, queste iniziative perché le iniziative come queste aiutano associazioni che hanno bisogno della solidarietà di tutti, quindi ringrazio davvero anche il ristoratore e ringrazio il sindaco di Spresiano, ringrazio Manuela Tonon e vi lascio assolutamente alla festa, perché vedo che c'è festa ma adesso chiudi il telegiornale, vieni qua e fai l'offerta e vieni qua. Assolutamente sì. Grazie davvero. Grazie, ciao a tutti. Grazie, buona giornata, grazie. Quindi noi lasciamo questa importante notizia della prevenzione, l'abbiamo detto, ottobre rosa, ma non deve essere ottobre, deve essere tutto l'anno, però questo è un mese simbolo per la prevenzione. Noi andiamo avanti però con la cronaca e andiamo a Bassano, perché i carabinieri sono sulle tracce dell'automobilista autore di un gesto orribile avvenuto l'altro giorno a Rossano Veneto. Lancia 3 gattini fuori dal finestrino dell'auto aziendale in una giornata di pioggia, il gesto brutale in mezzo al traffico congestionato dell'ora di punta a Rossano Veneto. Uno dei cuccioli è morto schiacciato sotto un camion che non è riuscito a fermarsi in tempo, gli altri 2 sono riusciti a scappare verso la zona industriale. Solo una persona è riuscita a segnalare la targa del veicolo per poi denunciare l'accaduto ai carabinieri, che sono già sulle tracce dell'automobilista. I gattini sopravvissuti sono stati nel frattempo recuperati e presi in carico da una
volontaria dell'ENPA Bassano che se ne sta prendendo cura in attesa che vengano adottati. Intanto il responsabile rischia una denuncia penale con multe pesanti sino all'arresto per maltrattamento degli animali. Ed ora parliamo di lupi. L'abbiamo visto nel Trevigiano, la lupa catturata a Ponte di Piave, i lupi che sono stati visti a Vidor, a Tarzo, dove c'è stata una predazione, insomma, che si stanno sempre di più avvicinando. Ci dicevano insomma, gli esperti, dovremmo abituarci ad averli perché sempre di più arriveranno in pianura. E c'è ancora una predazione, questa volta andiamo a Gaglio, dove i lupi hanno agito in pieno giorno colpendo un gregge di pecore al pascolo. Paura tanta per il giovane pastore altopianese Luca Sartori, che ha subito in pieno giorno un attacco dei lupi mentre era al pascolo con il suo gregge di pecore. I predatori, almeno 2, superando tutti gli ostacoli, sono riusciti a catturare un ovino davanti agli occhi sconvolti di Sartori. Le immagini concitate che state vedendo sono state catturate dal giovane con il telefonino, cariche di sofferenza e terrore, soprattutto perché assieme a lui, oltre alle bestie, c'erano anche la moglie, pastora pure lei come il marito, e il figlioletto di appena 8 mesi. Sarebbe la terza predazione in 3 giorni subita da Sartori, che esprime tutta la sua angoscia e la sua rabbia. Siamo lasciati soli, ha dichiarato. Non esistono controlli, non c'è nessuno nel territorio che ci protegga e soprattutto, sottolinea l'altopianese, non ci si rende conto della pericolosità e minaccia che il lupo rappresenta per i cittadini, oltre che per noi imprenditori e per i nostri animali. Non è tardata la denuncia di Coldiretti Vicenza, per voce del presidente Pietro Guderzo. Se si prosegue di questo passo, si legge in una nota, il territorio diventerà dominio del lupo e l'uomo dovrà andarsene altrove. Ci aspettiamo interventi urgenti perché, conclude il bassanese Guderzo, ci troviamo di fronte a un problema serio da affrontare con adeguati provvedimenti. E prima abbiamo parlato proprio di violenza sulle donne. I carabinieri di Ronco all'Adige, nel Veronese, hanno rintracciato ed arrestato a Veronella un 49enne italiano in esecuzione all'ordine di carcerazione emesso nei giorni scorsi dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Venezia, ufficio esecuzioni penali. L'uomo è stato condannato con sentenza passata in giudicato per reato di violenza sessuale commesso a Verona. L'11 marzo del 2017 dovrà espiare una condanna di 3 anni e 4 mesi. Il 49enne era stato trasferito nel carcere veronese di Montorio a disposizione dell'autorità giudiziaria. Ed ancora cronaca, questa volta ci spostiamo a Padova, operazione della Guardia di Finanza che riguarda le attività commerciali e bar. Le Fiamme Gialle hanno scoperto 15 lavoratori in nero e 15 irregolari in provincia di Padova. Vediamo di che cosa si tratta. La Guardia di Finanza di Padova ha scoperto 15 lavoratori in nero e 15 irregolari grazie a controlli che si sono intensificati nel corso dell'estate. In particolare le Fiamme Gialle hanno controllato bar, ristoranti, alberghi, locali di intrattenimento. Sono state riscontrate 15 irregolarità per quanto riguarda i lavoratori in nero, cosiddetti in nero, ovvero impiegati in assenza di qualsiasi tipo di contratto, ma sono stati rinvenuti e riscontrati anche 15 casi in cui i lavoratori erano cosiddetti irregolari perché in forza di un contratto a chiamata loro non venivano registrati tutte le volte in cui prestavano la loro opera lavorativa. Nel dettaglio a Padova identificati 5 lavoratori in nero, impiegati cioè senza alcun contratto, e 14 irregolari con un contratto a chiamata senza comunicazione di inizio della prestazione lavorativa. In un caso è stato adottato un provvedimento di sospensione dell'attività perché le irregolarità riguardavano una percentuale superiore al 10% del totale dei lavoratori. 5 in nero e 1 irregolare a Piove di Sacco e Este nel settore tessile e dei servizi alla persona e 5 lavoratori in nero a Cittadella nel settore della somministrazione di alimenti. In uno specifico caso, uno dei dipendenti lavorava senza alcun contratto da oltre 2 anni, pagato sempre in contanti. La finalità possiamo dire che è duplice, innanzitutto è quella di garantire la tutela dei diritti dei lavoratori, perché spesso i lavoratori assunti senza un contratto vedono lesi i propri diritti, ma spesso queste irregolarità possono celare anche il cosiddetto fenomeno del caporalato, ovvero lo sfruttamento, un vero e proprio sfruttamento degli stessi. La seconda finalità chiaramente è quella di tutelare le imprese sane. Le violazioni sono state segnalate all'Ispettorato Territoriale del Lavoro per le possibili sanzioni amministrative comprese da 50.000 e oltre 320.000 euro
potranno essere adottati anche provvedimenti di sospensione dell'attività. Ed ora nel veneziano un straniero di 40 anni è stato arrestato per favoreggiamento all'immigrazione clandestina dalla polizia di frontiera all'aeroporto Marco Polo di Venezia. L'uomo, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dall'autorità giudiziaria di Trieste, è stato bloccato dagli agenti mentre era in procinto di partire verso Dubai. Il ricercato è stato riconosciuto responsabile del reato di favoreggiamento all'immigrazione clandestina per aver facilitato e organizzato nel 2020 il transito di migranti irregolari attraverso il confine terrestre italo-sloveno. E lasciamo la cronaca, continua il consumo del suolo in Veneto, la denuncia di Ance Veneto che dai dati ARPAV ha calcolato che nell'ultimo anno sono spariti 1026 ettari di suolo. Serve una nuova legge, dice l'associazione dei costruttori, del coraggio di cambiare destinazione d'uso per tante aree industriali inutilizzate nelle nostre città. 1026 ettari di terreno spariti in Veneto nell'ultimo anno, una superficie pari a quella di oltre 1400 campi da calcio trasformata in cemento a fronte di 287 ettari di suolo ripristinati. Il bilancio è di 739 ettari consumati che si aggiungono a quelli degli anni precedenti per un totale pari all'11,9% dell'intero territorio regionale, molto al di sopra della media nazionale, piazzando il Veneto al secondo posto in Italia dopo solo la Lombardia. A denunciare il consumo di suolo nella nostra regione è a sorpresa l'ANCE, l'associazione dei costruttori edili, che pone l'accento su come gli interventi per la salvaguardia del territorio siano poco meno del 12% del totale appaltato in Veneto per un importo che non va oltre i 30 milioni di euro. A livello territoriale Belluno si caratterizza come la provincia che in proporzione investe di più per interventi su infrastrutture e sulla salvaguardia del territorio, mentre le opere di edilizia civile ed industriale sono nettamente prevalenti nelle province di Padova, Verona, Treviso, Venezia e Rovigo. Secondo ANCE serve una nuova legge nazionale. Solo la regione, solo il comune può decidere che operazioni fare sul nostro territorio, perché lo conosciamo bene, ed è per questo che bisogna dare una mano dal punto di vista governativo ad avere il coraggio, per esempio, di andare a fare determinati cambi d'uso, soprattutto di aree industriali che non ha più senso avere in Veneto, che non ha più senso avere sulle nostre grandi città, perché una volta si avevano anche dei grandi complessi industriali in centro città. Bisogna ricostruire, riconvertirli, creare dei spazi verdi e creare quello che vuole veramente il cittadino. Ed ora andiamo subito a Tezze sul Brenta per tornare a parlare di Sammy Basso. Lo facciamo con la nostra Vanessa Vanzato. Vanessa, a te la linea, buongiorno ancora. Sì, Daniela, ci troviamo proprio davanti all'abitazione dove viveva Sammy Basso assieme a mamma Laura e papà Amerigo. Ci sono tutti gli amici di Sammy, con me Riccardo Zanolli, che tra l'altro è vicepresidente dell'associazione AIPROSAB, quell'associazione che proprio Sammy assieme ai suoi genitori aveva fondato per la ricerca e la cura della progeria, la patologia di cui era affetto. Riccardo Zanolli, intanto un ricordo di questa bomba di ragazzo. Che dire, diciamo che ecco, più che un ricordo, un passo verso quello che sarà il futuro. Dicevamo tra amici prima, sarà difficile fare a meno di quello a cui eravamo abituati. Era un amico, vorrei dire un amico come altri, ma in verità sapete tutti che era speciale. Sarà difficile abituarsi a una normalità senza di lui, ecco, per come eravamo abituati. Lei ieri sera era con Sammy quando è successo tutto. Cosa è accaduto? È stata una giornata di festa, eravamo a un matrimonio di amici, tra amici, e a fine serata non si è sentito bene. Abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare, perché tra l'altro lui stesso ci ha formati per il primo soccorso. Ecco, è stata una sua volontà. Negli anni passati abbiamo seguito diversi corsi, abbiamo fatto tutto quello che c'era possibile fare, i soccorsi sono arrivati, purtroppo è stata rapidamente, ecco, se n'è andato. Sì, non si può neanche immaginare il dolore, infatti
Anche la mamma e il papà adesso sono dentro, non rilasciano, Daniela non rilasciano interviste perché si può ben comprendere il dolore lancinante che per quanto si sapesse che la vita di Sammy non sarebbe stata come quella di tutte le altre persone, perché appunto la progeria porta a questo invecchiamento precoce delle cellule. Tra l'altro ricordiamo che Sammy, grazie anche alla sua ricerca, grazie anche alle tantissime sperimentazioni fatte negli Stati Uniti, Sammy era il più longevo al mondo affetto da progeria. Sì, era appena tornato da un viaggio in Cina in cui era contentissimo di aver instaurato nuovi rapporti istituzionali e di ricerca, quindi aveva sempre uno sguardo proiettato veramente non una settimana più avanti ma anni e anni, insomma sapeva benissimo che il suo lavoro non sarebbe servito tanto a lui ma a chi viene dopo di lui, ecco, quindi non ci resta che proseguire sulla strada che ci ha tracciato e in cui ci ha coinvolto. Quindi sarete in prima linea sempre, voi non mollate. È come abbiamo sempre fatto. Andiamo avanti. Certo, tra l'altro a lei indossa questa giacca con l'immagine stilizzata che riprende Sammy Runners, perché è stato ricordato, Sammy era sempre in prima linea quando si trattava di maratone, non si tirava mai indietro. Diciamo che è stato uno dei tanti modi che noi amici abbiamo scelto, ci ha consigliato, ci è venuto in mente per sostenere quella che era la causa poi più importante. Certo. Adesso andando avanti si vedrà, penso che sicuramente non ci fermeremo qui, per come ci ha insegnato faremo, sì. La cosa più bella che ricorda di Sammy qual è? È lui stesso, cioè il suo modo di essere, la sua genuinità. Era veramente la migliore persona che ho conosciuto, ecco, la migliore persona che tanti di noi hanno conosciuto, ecco. Tra l'altro lui diceva non bisogna essere perfetti per fare, bisogna fare, punto. Sì, e più si è, come vedete, più si fa, in tanti si fa tutto, diceva. Ecco, Daniela, è palpabile, si può ben immaginare, perché insomma Sammy, come ha detto anche il vicepresidente dell'associazione IPROSAB, sarà dura continuare adesso che lui non c'è più, perché Sammy era un punto di riferimento importante. Sì, non solo come immagine ma anche scientifico, certo. Perché lui oltre a essere frontman sia per l'associazione nostra che per quella americana era anche un punto di riferimento scientifico. Grazie al suo percorso di studi stava facendo ricerca in prima persona su quel che era la malattia. Quindi sì, tra l'altro i contatti continui che aveva anche proprio con gli Stati Uniti e gli ultimi proprio, come ricordava lei poco fa, anche con la Cina. Sì. Quindi uno spettro d'azione a livello mondiale. Si può dire che il mondo piange Sammy? Si può dire di sì, si è fatto amare da tutti in giro per il mondo, quindi. Sono arrivati tantissimi messaggi, l'abbiamo detto in apertura, cioè del nostro del notiziario, appunto, tantissimi messaggi da chiunque, dal mondo della politica, dal mondo dello spettacolo, perché anche Giovanotti che l'aveva conosciuto, perché Sammy era un grande appassionato della musica di Giovanotti, ha mandato un messaggio toccante, insomma davvero a 360 gradi, tantissime persone che non vogliono assolutamente dimenticare Sammy Basso, non vogliono assolutamente dimenticare tutto quello che è stato fatto assieme a Sammy Basso, perché facevate tutto assieme, nel senso non era lui, eravate un voi. Eravamo noi, sì. No, non si è mai neanche preso meriti per niente nella sua vita, insomma, ha sempre condiviso tutto con gli altri fino all'ultimo. Pure cavaliere, perché era stato insignito anche del titolo di cavaliere. Ce le aveva tutte. Sì. E sempre col sorriso. Infatti vorrei in qualche modo portare il suo modo di essere anche in questo periodo, insomma non penso che avrebbe voluto vederci tristi. Ci proviamo. Non sarà facile senz'altro. State organizzando voi adesso qualcosa per ricordarlo? Comunicheremo a tempo debito. Certo.
Perfetto, bene. Daniela, hai sentito, insomma, c'è tutta la comunità, un'intera comunità, a cominciare proprio dagli amici, gli amici quelli veri, che si stringe attorno ai genitori di Sammy Basso, mamma Laura e papà, ho dimenticato il nome del papà, Amerigo, scusatemi. E c'è tanta emozione perché Sammy lo si conosceva bene, di conseguenza sì, c'è tanta emozione e commozione nel ricordare questa persona, questo scienziato vero e proprio, perché lui era uno scienziato col sorriso sempre stampato sul volto, pronto ad aiutare gli altri, che si stava impegnando, stava lavorando per, come è stato sottolineato anche dal vicepresidente di IPROSAB, stava lavorando per ricordare, per aiutare gli altri. Da Tezze sul Brenta per il momento, Daniela, è tutto, ti ricevo la linea. Grazie davvero a Vanessa Banzato, grazie anche al suo ospite che ci ha raccontato di Sammy Basso, ma insomma penso che tutti lo conoscessero come un esempio e tale rimarrà. E vorrei anche dire che è intervenuto anche il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara proprio dal palco del raduno della Lega a Pontide, dice dedico un ricordo commosso a Sammy Basso, vorrei titolare una scuola a questo splendido ragazzo. Noi ci fermiamo, qualche istante di pubblicità, poi torniamo nuovamente in studio. Siamo tornati nuovamente in studio e andiamo a Treviso per parlare di attività, di esercizi commerciali, per parlare un po' delle prospettive dell'autunno. Lo facciamo con Dania Sartorato, presidente Ascom Confcommercio Treviso. Buongiorno. Buongiorno Daniela, buongiorno a tutti voi di telespettatori. Dunque, prima di partire con le prospettive, io volevo chiederle un commento, perché ieri l'ennesima rissa nel cuore di Treviso, dove alcuni ragazzini, probabilmente sotto l'effetto di alcol, hanno aggredito una quarantenne, probabilmente anche lui sotto l'effetto di alcol, però insomma sotto gli occhi di turisti, di residenti, insomma una situazione che non fa bene né alla città né tantomeno al commercio e ai commercianti. Beh, sicuramente sì, non fanno bene questi episodi, lo abbiamo detto molte volte, però è anche un tema proprio perché è di grande attualità, purtroppo è molto attenzionato. Abbiamo un rapporto costante con le istituzioni, a cominciare dalle forze dell'ordine, ma a tutti i livelli, proprio per essere utili con i nostri negozi, con le nostre attività di prossimità del centro e di tutta la provincia, per essere proprio utili come una vera e propria telecamera sulla città che possa vedere chi si muove, come si muovono, e per fornire dei dati utili in ambito alle ricerche e soprattutto in ambito alla prevenzione. Ecco, ci sono iniziative anche da parte del commercio per cercare di, in qualche maniera, di arginare questo fenomeno che sta crescendo, perché ormai di episodi di questo genere ne parliamo purtroppo spesso. Sì, sicuramente non è una novità, però è anche vero che i dati per alcuni versi sono andati migliorando, sebbene episodi come quello che abbiamo appena raccontato facciano sempre molto clamore. Di fatto sono proprio questi episodi nelle strade, lungo le strade, quelli che sono rimasti in aumento. Molti altri indicatori invece, come le rapine in abitazione, furti di vario genere o piuttosto risse in ambiti di ambienti chiusi o cose di questo tipo, sono, ecco, sappiamo tanti indicatori, ma la maggior parte sono comunque in diminuzione. Quindi da un certo punto di vista è chiaro che il lavoro della collaborazione deve essere molto assiduo, come stiamo facendo, ma i risultati sono sicuramente di medio-lungo periodo e si apprezzano nel lungo periodo, ecco, mentre nell'immediato notizie come queste di ieri sera chiaramente fanno sempre molto pensare, fanno molto clamore, ecco. Però i dati sono comunque sempre ben attenzionati, alcuni indicatori importanti sono sicuramente in calo. Controlli secondo voi? È andata via un attimo la voce. Vuol dire, ci vorrebbero più controlli secondo voi? Allora, i controlli sono
Sicuramente quelli delle telecamere, che molte ne sono state installate, non sono mai sufficienti e non possiamo mai pensare che siano troppe le informazioni che arrivano dalle telecamere. Proprio per questo, come dicevo prima, l'occhio vigile dei nostri negozianti è fondamentale per dare un'impressione su che cosa sta realmente accadendo in tempo reale nelle nostre piazze, nelle nostre vie, quali sono le sensazioni. E su questo dato del sentiment, cioè che cosa noi come commercianti, come attività produttive nel territorio della provincia percepiamo, questo è sicuramente un dato sul quale noi trimestralmente indaghiamo proprio per tenere sotto controllo qual è il sentiment dei nostri imprenditori. Ecco. Ci sono delle campagne di sensibilizzazione, una è stata avviata per le attività però contro gli anziani nelle mura domestiche, ecco, quindi l'attenzione alle truffe, quindi ci sono delle cose concrete. Sicuramente però i risultati di queste iniziative sono nel medio periodo, ecco, questo è. Parliamo invece delle prospettive, negozi, commercio, attività produttive, le prospettive di questo autunno, quali sono? Allora, le prospettive sono quelle di un PIL che andrà a chiudere a fine anno con un più, e quindi sicuramente il segno più è positivo perché siamo in crescita, tecnicamente, un PIL sarà intorno all'1% e quindi è però una crescita debole, in buona parte anche governata dagli investimenti del PNRR. Nella provincia di Treviso, in generale, ecco, noi abbiamo un'indagine recente della Confcommercio, secondo appunto la più recente indagine, comunque le spese obbligate comprimono i consumi. Anche nel nostro territorio sono stimati oltre il 40% del totale dei consumi, quindi spese che sono in aumento del 5% rispetto a quello che erano le spese dedicate alle spese obbligate, per esempio 30 anni fa, nel 1995. Allora si spendevano 600 euro in meno rispetto ad oggi per l'abitazione, per l'energia elettrica, per il gas, per i carburanti. E complessivamente si va incontro naturalmente all'inverno, quindi alcuni dati su questo è importante magari che ce li diciamo. Ecco, abbiamo l'abitazione, che è una voce di costo obbligata, e appunto anche tutte le spese di energia che sono state in aumento negli scorsi anni, speriamo che invece adesso si siano assestate. Ecco, da questo punto di vista però, ecco, la città, se si diceva prima che alcuni episodi come ieri sera possono dare molto fastidio al commercio, perché stiamo appunto in prossimità anche di un periodo di shopping importante come Black Friday fra poche settimane, e poi saranno le festività di Natale. È anche vero che complessivamente la nostra città è comunque una città molto ben posizionata secondo Sole 24 Ore, secondo le indagini appunto più recenti di Unione Consumatori Nazionali, come città che ha 80 associazioni di volontariato. Abbiamo visto nel servizio che mi ha preceduto, ecco, l'associazione Sammi Basso è una di queste, quindi una provincia dove c'è molto valore aggiunto in termini di volontariato. Ma è anche una città che si pone tra la prima in classifica per indicatori per speranza di vita alla nascita. Quali sono le cose che ci contraddistinguono per una si sta bene, si vive bene? Grandi investimenti, si investe nel nostro territorio, un po' come è stato anche nel milanese, no? Ci sono molti investimenti, una città molto polarizzante, Milano, anche Treviso ha alcuni indicatori che vanno in questa direzione. Investimenti anche in seconde case. Si ritiene un luogo dove trascorrere le pensioni. Treviso è vista come una città dove si sta bene per la qualità della vita, per la qualità della salute, per la qualità della sanità, appunto, di poli formativi ritenuti buoni plessi scolastici che formano bene gli studenti. Ed è interessante anche l'aspetto dell'università che è in espansione nella nostra città di Treviso e provincia.
E poi ci saranno le opportunità turistiche, l'abbiamo detto molte volte, le eccellenze gastronomiche e le occasioni di shopping. Ecco, questi sono degli elementi che andranno ad incidere nel prossimo trimestre, dove avremo, ottobre è un mese non dei più spendaccioni sotto tutti i punti di vista dello shopping, eccetera, però abbiamo il Black Friday, che sarà un ottimo, diciamo, momento, saranno le settimane del Black Friday, giorni prima e giorni dopo, circa una quindicina di giorni dove gli acquisti sono previsti in forte rialzo. E poi ci sarà il picco di Natale, delle festività di Natale. Ecco, si diceva gli appuntamenti più importanti ovviamente per lo shopping, gli appuntamenti più importanti per il commercio, anche tante iniziative però proprio per favorire insomma l'afflusso in città. La prossima settimana ci sarà la Tiramisù World Cup, la finale nella piazza Borsa, il domenica 13 che conclude il periodo del Tiramisù, ma che poi perdurerà per tutta una serie di iniziative anche fino a Natale ed oltre. E poi a novembre ci sarà anche una iniziativa dedicata nell'ambito della giornata per la sensibilizzazione contro la violenza di genere, quindi per le donne, anche iniziative con il gruppo panificatori, con la vendita del pane l'abbraccio che sbriciola la violenza, una bellissima iniziativa il cui ricavato, la vendita di una pagnotta in cui c'è un intreccio di pani diversi, il cui ricavato andrà destinato al centro antiviolenza in collaborazione con la ULS. Anche di questo andremo a parlare nelle settimane successive, ma poi molte altre iniziative. Ora che si sono concluse, diciamo, le stagioni dei saldi estivi, si andrà ad innalzare un po' l'attenzione verso quei negozi di prossimità attraverso le campagne di sensibilizzazione a compro sotto casa della Confcommercio per stimolare l'acquisto nei negozi di vicinato, dove si trova, per questo per il riscontro da parte dei clienti, la fiducia nel negozio conosciuto e dove viene riconosciuta proprio la qualità del prodotto che si compra. Ecco, questo è uno degli indicatori, anche questo in aumento secondo le più recenti indagini di Confcommercio. Ecco, abbiamo parlato anche magari nelle settimane scorse della situazione dei negozi nel centro, nel cuore di Treviso, com'è? Si parlava insomma purtroppo anche a volte di una moria proprio di negozi che chiudevano, com'è la situazione oggi? Sicuramente il negozio di prossimità è destinato a subire delle trasformazioni importanti. Alcune attività sono costrette magari a chiudere, a ricollocarsi perché hanno esigenze di maggiori spazi per andare incontro a magari a nuove, diciamo, ad aperture a nuovi, diciamo, segmenti di mercato. Altri invece cercano al contrario degli spazi magari più piccoli ma più centrali. E le dinamiche della città influenzano molto il negozio, nel senso che alcuni quartieri che magari solo pochi decenni fa erano considerati molto gettonati possono anche rapidamente subire delle trasformazioni, magari per investimenti più nel settore immobiliare che nel settore del commerciale, e quindi l'esigenza di spostarsi nelle vie o piazze che invece oggi sono più gettonate. Quindi ci sono questi spazi che spesso girano, ecco, rapidamente, per cui è facile trovare anche molte vetrine che poi comunque rimangono a lungo chiuse. Questo non è un bene proprio per il valore aggiunto di un negozio di prossimità che con la propria vetrina illumina, presidia e tiene cura e ordine e pulizia e decoro nello spazio in cui si affaccia. Confcommercio ha investito molto in un progetto che si chiama Cities, proprio per la riqualificazione dei centri, per capire dove e come si possono spostare diciamo, le aree di interesse della città, e questo tema si intreccia molto con le politiche dell'abitare. Già all'attenzione di sindaci e amministrazioni è stato firmato lo scorso anno un protocollo da Confcommercio e da molte altre sigle associative
che ha proprio questo in linea di indirizzo, cioè del riqualificare, recuperare spazi già esistenti, oggi chiusi, con delle risorse che arrivano dall'amministrazione pubblica per poter ridare a persone, a spazi che vengano di nuovo rivitalizzati. Ecco, un progetto sul quale si lavorerà nei prossimi 5 anni. Sicuramente quello che le città non possono non fare è l'attenzione all'inclusione sociale, attenti alle famiglie, alle coppie giovani, agli anziani, ma anche agli studenti e ai cosiddetti nuovi lavoratori, cioè le nuove figure professionali che il mercato del lavoro oggi richiede. E tutti questi fattori incidono profondamente su chi abita e dove abita nei nostri quartieri, nelle nostre città, e di conseguenza i servizi che ad essi servono, sono necessari, per cui voglio dire, se ci saranno nuove università, nell'orbita di queste nuove università nasceranno sicuramente servizi per gli studenti, siano essi pubblici esercizi, località di ristoro, piuttosto che nuove cartolerie, delle rilegatorie per le tesi di laurea, per gli appunti, eccetera. Certo. Tutti i servizi su piccoli negozi di prossimità, Certo. Ecco, attività che sono collegate a che cosa nasce in città e quali sono gli investimenti. Grazie. Non so se mi sono spiegata. No, è stato ben chiara, quindi la ringraziamo davvero, grazie davvero per essere intervenuta, grazie anche per queste informazioni importanti. Grazie, buona domenica. Grazie a voi e buona domenica. Grazie. Noi torniamo immediatamente a Tezze, dove vedo la nostra Vanessa Banzato con il sindaco. Vanessa, a te la linea. Sì Daniela, ci troviamo assieme al sindaco di Tezze sul Brenta, Luigi Pellanda, perché Sammy Basso viveva proprio a Tezze sul Brenta. Siamo stati poco fa davanti alla sua casa e sindaco, un'intera comunità che si stringe attorno ai genitori di Sammy. Esprimo a nome mio personale, di tutta l'amministrazione comunale e di tutta la comunità di Tezze sul Brenta le più sentite condoglianze ai genitori, ai familiari e a tutti quanti i tantissimi amici che lui aveva, le più sentite condoglianze. Una notizia che non avremmo mai voluto ricevere, ma purtroppo l'abbiamo ricevuta nella tarda serata di ieri, questa notte, insomma, quando ho acceso il telefono ho visto questa notizia che mi ha rattristato moltissimo. Sammy un personaggio, Sammy la voglia di vivere in persona, Sammy un ragazzo di 28 anni che ha fatto un sacco di cose, che deve essere di esempio per i tantissimi giovani che magari della vita fanno scempio o disinteresse. Ecco, quindi speriamo che il suo messaggio arrivi veramente in tutti quanti i giovani del nostro territorio e non solo. Tra l'altro noi abbiamo sentito proprio poco fa uno dei suoi tantissimi amici, perché era circondato da amici Sammy Basso, che ha detto: noi sarà dura ma noi continueremo assolutamente sulla scia di quello che ci ha lasciato e ci ha insegnato Sammy Basso. Di conseguenza questi insegnamenti importanti che ha lasciato tra i giovani e non solo. Sì, certo, sono stato anch'io a portare le condoglianze alla famiglia e lì c'erano un sacco di ragazzi giovani, i suoi amici, e credo che loro saranno il volano per trasmettere le sue idee, la sua vitalità, il suo grande amore per la vita. Il Comune ha già pensato, come amministrazione avete già pensato se magari istituire una giornata di lutto cittadino? Sì, ecco, io devo sentire la Giunta perché queste cose si decidono insieme, ma proporrò ai miei colleghi di istituire la giornata, insomma, del funerale, un lutto cittadino. Un vuoto importante che lascia, però, come hanno detto i suoi amici, noi non dobbiamo piangere oggi, perché Sammy non avrebbe voluto vederci tristi, vederci soffrire. Sammy vorrebbe vederci in festa. È facile a dirsi ma non a farsi, insomma, perché la sua mancanza si sente già, insomma, si percepisce. Questa mattina
ero qui a Belvedere di Tezze al 50° anniversario dei donatori di sangue, ecco, si percepiva la delusione, l'amarezza di questa scomparsa che insomma si poteva anche attendere, no? Visto l'età, ma questo momento si pensava fosse ancora molto lontano, invece è andata così. Tra l'altro lo ricordiamo ancora una volta, 28 anni, ne avrebbe compiuti 29 il prossimo primo dicembre ed è il più longevo affetto da progeria al mondo. Di conseguenza, grazie alla sua ricerca, perché lui ha dato una svolta epocale a livello proprio della ricerca per contrastare, per curare la progeria, che l'ha portato a farsi conoscere in tutto il mondo. Certo, una forza della natura, ma su tutto con la sua associazione, con la malattia, con gli studi, con la scrittura dei suoi libri, con le tantissime diciamo serate informative che faceva, insomma un personaggio che è entrato nel cuore di tutti noi. Insomma, Daniele, hai sentito, lascia tanto, c'è tanto dolore sì, ma c'è anche tanta speranza, lascia la voglia di vivere che l'ha sempre caratterizzato, che l'ha sempre contraddistinto in ogni sua giornata. Una giornata, Sammy che viveva, il dottor Sammy Basso, che viveva giorno dopo giorno con la consapevolezza di scrivere davvero una traccia importante, lasciare una traccia importante nella ricerca, nello studio, nella lotta contro questa patologia che l'aveva appunto aveva affetto lui e appunto tocca tantissime persone. Lui il più longevo al mondo, 29 anni il prossimo 1° dicembre. Da Tezze sul Brenta è tutto. Daniela, ti ricevo la linea. Grazie davvero a Vanessa Banzato, grazie per questo collegamento. Noi abbiamo iniziato la nostra prima edizione proprio parlando di Sammy Basso, parlando di come era Sammy, della sua allegria, della sua voglia di vivere, della sua continua lotta. Un esempio, l'abbiamo detto, tantissimi messaggi che sono arrivati da tutti, dal mondo politico, ma non solo, dalle associazioni, da chiunque avesse conosciuto Sammy Basso. Abbiamo iniziato, l'ho detto, con Sammy Basso e abbiamo ritenuto giusto chiudere. Vorrei vedere ancora per una volta la sua immagine, chiudere questa prima edizione proprio con le immagini. Eccola qui, la più bella, quella del governatore Zaia, di Papa Francesco con Sammy Basso, insomma una persona davvero, l'abbiamo detto, conosciuta, che si è fatta amare in tutto il mondo. Era di recente tornato da un viaggio in Cina, una persona che ha davvero lottato, che ha fatto capire che la vita è importante, che va assolutamente vissuta. Questo è il messaggio che ha sempre lanciato Sammy Basso con queste immagini. Noi chiudiamo, ovviamente parleremo ancora di Sammy Basso nel corso del nostro telegiornale di questa sera a partire dalle 19:30 e si chiude qua la nostra prima edizione. Grazie per averci seguito, arrivederci.